Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Un ex allievo amico del Barbarigo, Don Dante Carraro, che ricordo questi luoghi, ripeto, specie noi che siamo venuti qua oggi, credo che sia proprio perché ci siamo divertiti sostanzialmente, abbiamo anche studiato, ma insomma sostanzialmente ci siamo divertiti e credo che sono gli anni in cui rifletti, ragioni, se incontri professori, professoresse che ti aiutano a studiare, ma dentro quello studio anche a farti tante domande, la tua vita prima di tutto, poi ti segnano per il resto. Io sono diventato prete, ho fatto il liceo, le medie qua, e le medie le ricordo per le tante, infinite partite di calcio che si faceva su quel campo, che vedo che è un po' ridotto, le medie, il calcio al 5, e poi il liceo scientifico. Poi ho fatto altre cose, sono andato in seminario che avevo 27 anni, ma credo che l'origine di quei punti interrogativi che dopo ti hanno condotto anche dopo sono nati qua, in particolare durante gli anni del liceo. Qui c'è il professor di religione che ci ha guidato e se lo ricordo, Don Alberto Gonzato, che è qua. Gli facciamo un applauso. Io sento di ogni mattina lui è qui, ti saluta, fa la preghiera con la classe, prende sotto braccio un ragazzo, una ragazza, qualche volta qualche professore, è davvero tuttora una presenza molto molto preziosa. Grazie per avermi. Perché mi parlava, veniva in classe e erano gli anni in cui Don Floriano, ho visto adesso, Don Floriano inchino, perché la religione a punteggi, no, cercare le pagine, i versetti del Vangelo, abbiamo imparato a maneggiare il Vangelo con questi giochetti qua molto. E durante il liceo scientifico erano gli anni in cui ti interrogavi, ma avevo ancora messa, ma perché, ma cosa, tanto mi stufavo. Andare a messa, mamma, e Don Alberto che veniva in classe, non è che mi parlassi di Dio, ma mi parlava di questa attenzione che aveva nei confronti degli zingari, di queste situazioni, no? E per me io ricordo che erano modi per interrogare la mia vita rispetto anche al futuro che avevo davanti, a cosa scegliere, a cosa fare. Insomma, per dire Don Alberto come le cose e come questi luoghi diventano veramente, poi segnano la vita. È venuto a salutarmi prima, mentre ero qua che aspettavo, non so, mi ricordo Antonio Dare, che è il figlio della professoressa Dare, che io invece ho avuto nel triennio del liceo scientifico, che ci ha insegnato tanta matematica. E anche dentro quella matematica c'è modo e modo di insegnare la matematica. Credo che ognuno di voi ha in mente i volti dei professori che hanno avuto, e io, pensando alla professoressa Dare, assieme alla matematica, questo stile, questo modo di rapportarsi, questa attenzione alle persone, è la ricchezza vera del Barbarigo, per cui io davvero ringrazio Don Cesare, Don Floriano e chi ha avuto questa idea di riprendere il cammino di una rivitalizzazione di questa scuola, compreso il discorso delle borse di studio. Io davvero respiro il problema di dire, a me piacerebbe che il Barbarigo fosse aperto davvero a tutti quanti, no? Anche chi magari ha
riesce a pagare una renta perché è una scuola che adesso non so come sono i contributi statali, ma insomma credo gli inglesi dicono disappear, cioè scomparsi completamente. E quindi anche il sostenere attraverso le borse di studio. Io mi impegno, io non ho molti soldi, però un piccolo contributo lo do volentieri per dare la possibilità agli studenti di poter accedere a questo grande palestra educativo. Io adesso lavoro in Africa e anche noi viviamo come CUA, medici con l'Africa, lavoriamo attraverso la carità e la carità arriva lì dove le istituzioni anche non arrivano. Vale per l'Africa, vale anche per istituzioni preziose del nostro territorio, della nostra chiesa diocesana, del nostro contesto parrocchiale, come il Barbarigo. Io sono davvero molto molto contento. Qui vedo davanti a me personaggi famosissimi, il nostro Clodovaldo, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che è un carissimo amico anche del CUA, ma vedo tanti altri, qua vedo il dottor Moressa e tanti altri. Spieghi a tutti un minuto quello che fai adesso. Quello che faccio adesso, Se l'avrei chiesto io. quello che faccio adesso, sono il direttore del QAM Medici con l'Africa. Lavoriamo in Africa dal 1950, quindi siamo la più storica organizzazione non governativa che lavora in contesti difficili. Africa subsahariana, continente più povero, i paesi più poveri e le aree più povere. Sono tornato dal Mozambico ieri. Mozambico è un paese lungo 2 volte e mezza l'Italia, tutta la parte centro-nord del paese, tanto per farvi un esempio, vuol dire aree come Padova, 250-300 mila abitanti, e non hanno un medico. Questo è perché siamo là. Faccio un altro esempio che potete capire bene, perché l'età media, vedo che come me stiamo con i capelli, anagrafe, no, ci sta spostando verso la fase ultima e abbiamo bisogno degli ortopedici. Un paese come l'Etiopia, che ha 80 milioni di abitanti, quindi 20 milioni in più rispetto all'Italia, e ha 15 ortopedici in tutto il paese. Noi adesso ci stiamo dedicando in particolare alle mamme e ai bambini. Io sono un medico e dopo ho fatto cardiologia, quindi non è che mi serva moltissimo la cardiologia, però insomma, la struttura poi come dire, medica ce l'ha in testa. Ma parliamo di paesi come appunto la Sierra Leone, che ha 6 milioni di abitanti, Africa subsahariana anche questa, 6 milioni di abitanti, più o meno come il Veneto, 5 milioni, cioè nel mezzo, va bene, e ha un pediatra in tutto il paese. Allora, pediatri e ginecologi, e Sud Sudan, un altro paese dove lavoriamo, Sud Sudan, ha una ostetrica, non un ginecologo che non esiste, una ostetrica ogni 20.000 mamme che partoriscono. 20.000 mamme, un'ostetrica. E ora dico qualche volta, l'Italia, sapete, che è il paese nel mondo, ha tanti bassi primati, cattivi primati, però nell'ambito sanitario, parlo anche della mortalità materna, che vuol dire la mortalità legata al parto, è il paese, o fra i 2 o 3 paesi, che ha la mortalità materna più bassa al mondo. Quando non c'è, e allora penso alla nostra condizione, ecco, questo è il lavoro che faccio, insomma, quello là di tentare di garantire all'interno e con tanti altri medici. Io sono prete, ma il QAM è fatto da persone sposate che spendono 2, 3 tutta la vita in questi contesti. Ringrazio il Signore ogni giorno, perché tante volte rischiamo di perdere il senso della nostra vita, diamo per scontato tante cose, dalla salute alla possibilità di essere curati alle cose più elementari. Il contatto con la realtà africana, devo dire, mi aiuta ogni giorno a recuperare che senso emotivo ed
ed è bello spenderla sta vita proprio perché almeno alcuni dei privilegi che noi abbiamo, chiamiamoli diritti, chiamiamoli privilegi, possono esserci anche per tante altre situazioni. Tutto questo io penso che molto sia maturato in questi anni anche qua dentro al Barbarigo. Vi ringrazio. Grazie.